L'Assemblea di Fede e Solidarietà che oggi andiamo a fare si focalizza soprattutto sulla presentazione del documento, un documento che vuole tracciare le linee del Welfare 2030, questo è anche il titolo. Abbiamo voluto dire e dirci che cosa vogliamo per i prossimi anni. Il tema del welfare è un tema delicato, è un tema che ci ha portato a forti riflessioni innanzitutto all'interno delle cooperative, all'interno del nostro consiglio regionale e che poi abbiamo voluto portare alla disponibilità di tutti, in primis dell'ente pubblico e poi di tutti i nostri partner con quali lavoriamo ormai da anni. Riteniamo che sul welfare si debba investire, non solo in termini economici, non siamo qui a fare rivendicazioni, siamo qui a dire che cosa vorremmo fare. Mettiamo a disposizione la nostra professionalità, la professionalità di tutti gli operatori della cooperazione sociale di Fede e Solidarietà FVG. Abbiamo alcuni temi, per citarne solo alcuni. Il tema della coprogrammazione e coprogettazione, ovvero del rapporto tra l'ente pubblico e le cooperative sociali. È un tema dirimente, è un tema che però va studiato, va preparato e non può essere che questi strumenti vengano utilizzati solo e meramente per il mero risparmio di un'economia pubblica. C'è il tema dei giovani, bisogna che tutti noi prendiamo in mano questo tema. Il post-pandemia ci lascia uno strascico complesso, difficile, per cui i giovani debbono trovare nuovamente una prospettiva del futuro e dobbiamo intervenire soprattutto all'interno delle patologie, per citarne solo alcune, la neuropsichiatria, i disturbi dell'alimentazione, la salute mentale, il tema della disabilità. C'è un altro tema che non posso non considerare, che è il riconoscimento del lavoro di tutti i lavoratori, che passa attraverso il riconoscimento del contratto nazionale, un contratto nazionale che dà dignità ai nostri lavoratori, che non è solo un riconoscimento economico, ma è un riconoscimento che ci permette di investire sul futuro.